me agli altri che ne hanno bisogno, ma sta diretta. È un qualcosa, secondo me, lo devi pure a me. Ah, e chi se ne fatti importanti. Buonasera. Quindi ho dovuto far mettere il telefono a posto, altrimenti io non sarei mai andato in diretta, anche se dovevo essere negli studi, ma visto e considerato che ringraziando Dio, ecco, perché Dio è sempre con noi e come lo auguro a me, lo auguro a tutte le persone che credono in tutto quello che fanno, io stasera ho preferito riposarmi un poco. Grazie a posti di Dopo anche una lunga giornata di lavoro, e ho detto adesso gli faccio questa bellissima sorpresa e diretta. Ringrazio anche Gianni Russo che subito mi ha capito, perché lo sto messaggiando da 5-6 minuti per far mettere questo telefono a posto. Non ci sta il numero del contatto per la diretta, infatti io lo tengo segnato e ti ho fatto questa piccola sorpresa. Hai cantato un bellissimo brano dedicato al tuo papà e quindi mi hai subito chiamato in causa. Non ti emozionare perché lo sai, Sta quasi per piangere. No, no, diciamo che Mimmo questo Taurino, come dice Elisa, ciao amore mio, buonasera innanzitutto. Ciao, buonasera. Mimmo Taurino si deve conoscere, si deve capire chi è, perché dietro a ogni persona, ogni personaggio, ogni artista, ogni cantante c'è un uomo, c'è una persona che dà tutto se stesso per arrivare fino a un obiettivo nella vita sua. Quindi anche a volte non bisogna giudicare e dire ma chi sta. Dietro noi, ecco, Mimmo Taurino sono quasi 50 anni che si nomina sempre, e quindi il percorso che ha fatto lui ha sempre creduto, quindi come ha fatto lui io lo sto facendo pure io, e lo auguro a tutte le persone che credono nelle loro forze e gli obiettivi di andare sempre avanti a testa alta. E Facciamo un applauso a Michele Taurino. Grande Michele, grande. Io non voglio rubarvi altro tempo, voglio lasciare altro poco, però io vi prometto che giovedì prossimo Mercoledì abbiamo cambiato il giorno. Ah, ok, mercoledì, va bene. Michele, volevo dire una cosa, parlando della sensibilità di un uomo, in questo caso di un papà. Io stavamo in macchina che stavamo comunque viaggiando per fare alcune cose che riguardano sempre i momenti artistici. Certo. Inserì una canzone per farmela ascoltare. Io ascoltavo questo brano, all'improvviso vedevo che tuo padre piangeva. Quale brano? Dicetti Mimmo, ma con me stai piangendo? Dicetti, stai innanzi all'occhio che vedo. Sto vrenno che mio figlio si sposa l'anno che viene e non lo tengo più a casa. Pensa un poco come... Cioè, è una persona molto passionale, voglio dire. È vero su tutto quello che fa. È molto, anche nelle canzoni, quando canta le canzoni le risente tantissimo e l'emozione è forte. Allora, a lui. Mi avete rimasto pure un attimo a me per la situazione, quindi No, io lo posso dire fortemente che mio papà è stato sempre la mia scuola da dove ho iniziato e finirò di imparare, attenzione, dove ho iniziato e finirò di imparare tantissime cose. Lui è sempre a mio fianco, artisticamente oggi come oggi ci siamo tra virgolette separati. E lui ed è felicissimo. Ah, ma io sono contento, però dacci dato che 3-4 dati, capito? Mi hai distaccato, ma io ho dato i doni. E quindi, volevo dirti una cosa, vedi che Marianna Verde, che tu hai visto crescere, è il 29 maggio e ti volevo. Io ci ho parlato. Chiusa, credo l'abbiamo bravo, chiusa ok. oggi.